Buonasera a tutti, si ringrazia chi è qui, tenendo conto anche dell'ora che insomma è del giorno. Il tema di questa chiacchierata è Italiani, poca gente, il cortocircuito demografico. Io ho la funzione di introdurre, coordinare, in quanto più che altro, oltre ad essere un demografo, sono uno che appartiene, diciamo, alla rivista di Multiverso, che in qualche modo ha organizzato, ha contribuito a organizzare queste giornate dal titolo Collegamenti. Il titolo è veramente curioso perché stimola varie riflessioni, collegamenti fra vari saperi, che è la più immediata, poi ragionandoci viene collega le menti dei collega universitaria, dall'altro ti viene da pensare i colleghi che mentono, che non dicono la verità. Una cosa strana, ma penso che sia uno degli aspetti interessanti dell'Ateneo di Udine, a cui io ho appartenuto alcuni anni fa e riconosco ancora in Udine che cosa? La fantasia, la voglia di fare e sperimentare cose diverse, non tipiche del mondo accademico. E sto pensando a questa iniziativa come a quella di Multiverso e quindi va un plauso all'università in questa direzione, che si sa spendere e cerca di entrare e di giocare con i temi e di parlarne con le persone. Questo è un aspetto importante, bisogna sempre di più uscire dal chiuso e dal stretto mondo accademico. Nel parlare, ecco, veniamo subito al tema, nel parlare di questo problema, di cui poi ne accennerò un attimo alcuni aspetti, sono qui con me Margherita Sabrina Perra, che è dell'Università di Cagliari, è una sociologa e di grande cultura anche, perché è una cosa importante, spesso ci si dimentica di usare questa parola, ha un ampio spettro di visione e poi Sabrina è qui anche perché è una studiosa, attenta studiosa e fine studiosa della famiglia, in tutti i sensi, quindi dei problemi delle famiglie del passato come delle famiglie moderne e delle famiglie del futuro. Poi c'è qui virtualmente con noi, lo vedete dietro, Andrea Fumagalli, è un economista che dopo varie esperienze all'estero, un economista, Andrea, penso che non ti offende, anzi dovresti essere orgoglioso, di taglio keynesiano, molto attento all'aspetto pubblico, grande esperto del welfare, e quindi è uno dei motivi per cui abbiamo invitato e pensato a Andrea, proprio perché uno degli aspetti dei temi demografici è il declino e il problema poi della sostenibilità. Bene, prima la nostra idea è di organizzare questa discussione in questo modo. Io faccio una rapidissima presentazione, poi in termini calcistico passerei la palla a Sabrina e poi immediatamente a Andrea e poi si fa un altro giro. Italiani, poca gente. Ecco, partirei da questa riflessione. Forse con un certo ritardo ci siamo accorti che l'Italia, ma non solo l'Italia, tutti i paesi avanzati stanno perdendo popolazione. Perché con un certo ritardo? Perché quando si guarda a livello mondiale, la popolazione mondiale sta ancora crescendo. Ci si aspetta che da qui alla fine di questo secolo aumenterà di altri 2 miliardi. Per cui uno dice, ma qual è rilevante la perdita di popolazione dell'Italia? No, se uno pensa che nel mondo passeremo da 8 a 10 miliardi, cioè un aumento incredibile. Per questo il problema della popolazione vista, e diciamolo subito, vista dal punto di vista dei paesi sviluppati, non è colta a livello globale. È ben diverso dal problema dell'emergenza climatica. L'emergenza climatica è un problema complessivo e tutti lo viviamo. L'emergenza popolazione è un'emergenza diversa, la nostra di paesi sviluppati da quella dei paesi non sviluppati. Quella dei non paesi sviluppati è la gestione, che è quasi curioso, la gestione dei troppi giovani. Hanno un problema grossissimo, se uno va a vedere il problema di avere le risorse per istruire i troppi giovani. All'opposto, noi abbiamo il problema di avere troppi pochi giovani, perché se la nostra popolazione, come gran parte delle popolazioni dei paesi avanzati, sta declinando, è perché, in questo caso diciamo gli italiani, ed è una libera scelta, hanno deciso di fare meno figli. Meno figli rispetto a che cosa? Ad un semplice dato, una coppia
padre e madre, poi ci possiamo inventare tutte le alchimie di questo mondo, una coppia, se si pensa a questo, dovrebbe mettere al mondo 2 figli per garantirsi la successione. Ecco, noi in Italia da vari anni, da molti anni, una coppia sta mettendo al mondo 1,2 figli, quindi se abbiamo 100 genitori vuol dire che avremo 60 figli. Questi 60 figli ne metteranno a loro volta al mondo un po' meno di 40, questi 40 32, quindi come potete capire è destinata a diminuire la popolazione. Di quanto? E qui si può discutere. Per quanto riguarda l'Italia mi affido alle ultime più recenti stime delle Nazioni Unite. Noi attualmente siamo 59 milioni. Si prevede che da qui al 2100 diminuiremo di 22 milioni, saremo 37 milioni. È giusta, è sbagliata questa stima? Probabilmente c'è un margine d'errore. Se non saranno 37 potremmo essere, nel caso più negativo, 35 o forse qualcosa intorno a 40. Ma è la riduzione che è importante ed è notevole. Io la traduco in termini di popolazione attuale. 22 milioni, tanto per dare un'idea, è l'intera popolazione del Mezzogiorno d'Italia, cioè il sud continentale più le isole, più prendo così una regione, la Toscana, che è 2 milioni, perché il resto sono 19 milioni e passa. Il che vuol dire che l'Italia, metà dell'Italia si svuota e si svuoterebbe. Non avverrà questo. Però una riduzione di popolazione da 59 a 37 milioni deve far riflettere. Poi altro aspetto, non solo ci ridurremo, ma saremo tutti molto ma molto più vecchi come popolazione. Questo problema diventerà clamoroso nelle zone più marginali dell'Italia e per me le zone marginali sono quelle della media bassa montagna, non il Trentino Alta Adige, ma tipo l'Appennino. Qui si svuoterà totalmente e sono varie indagini, studi, ci dicono che nel giro di 50 anni, non lontanissimo, quando uno parla 50 anni pensa un tempo lontano, in realtà che cos'è? Meno di 2 generazioni, cioè è un attimo fare 50 anni, no? Probabilmente si è perso questo senso della velocità del tempo. Che cosa succederà in gran parte di questi territori? Saranno completamente vuoti e densi nel vuoto solo di anziani. Detto brutalmente, non è bellissima ma è un paragone, questi territori si trasformeranno in una sorta di RSA, di residenza sanitaria per anziani. In realtà magari fosse una residenza sanitaria per gli anziani, saranno solo una RA, una residenza per gli anziani, perché il servizio sanitario in questi territori non c'è. L'abbiamo sperimentato col Covid anche recentemente, la scarsa capacità del nostro sistema di rispondere alle esigenze del territorio. Quindi ci troveremo di fronte a tantissimi problemi. E il senso di questa chiacchierata, questo ragionamento è di evidenziare alcuni di questi problemi. Per cui io, partendo solo da questo semplice dato che potrà sembrare così quasi irrilevante, pensare che il nostro paese si ridurrà di 22 milioni, ma avrà delle implicazioni notevoli, cederei proprio la parola a Sabrina che ci illustra alcune delle conseguenze dal punto di vista della famiglia, sociale e così via. A te Sabrina. Grazie Marco, davvero spendo solo 30 secondi per ringraziare l'università, insomma chi ha voluto la mia presenza qui. Mi fa piacere, ho partecipato anche le ultime giornate, trovo di interesse anche che ci sia una comunità pubblica che è disponibile anche a confrontarsi su questi temi. Quello che discutiamo stasera è un problema, io non lo definisco neanche problema, se posso dire, è una condizione della società in questo momento e quindi dire che è un problema è se stabiliamo che è un problema, oppure può essere anche evidentemente un altro modo di ripensare e di vivere anche il mutamento sociale, perché poi purtroppo quando i fatti, diciamo così, quando il mutamento avviene, sta avvenendo intanto che ne parliamo, quindi lo dobbiamo cogliere e nello stesso tempo governare. Quindi
E su questi temi quello che è mancato, un po' Marco tu lo accennavi, è il mancato governo della, diciamo, questione demografica, perché non si è parlato, non si è immediatamente compreso quale poteva essere il peso di una riduzione progressiva della popolazione. Gli indicatori sono venuti insomma, da qualche decennio e certamente il calo della natalità, che poi è quello di cui io mi occupo di più, anche lavorando con Marco, è un fenomeno che noi abbiamo, la sintesi di una serie di comportamenti di produzione e riproduzione. Io metto insieme le due dimensioni, che è difficile poi in qualche modo spiegare, però alcune ragioni secondo me ci sono. E sono trasformazioni nei comportamenti dei singoli individui, cioè le aspettative rispetto alla propria condizione, alla propria identità maschile, femminile o nelle altre identità di genere, e quindi il modo, la concezione della genitorialità, la disponibilità anche alla genitorialità, che sono dimensioni che noi in Italia abbiamo dato per scontato, perché figurati, il paese delle mamme a un certo punto dice oh Dio, le donne non vogliono fare più figli, ma insomma non è esattamente così. Perché poi non è questo quello che ci rimandano le indagini, per esempio. Poi c'è una trasformazione, e qui ancor meno abbiamo competenze e consapevolezza. L'organizzazione del lavoro, della sfera della divisione, avremmo detto un tempo, della divisione sociale e sessuale del lavoro. Le trasformazioni del lavoro hanno trasformato il senso del tempo delle persone, il tempo individuale, il tempo di lavoro, il tempo collettivo, e quindi il tempo nella giornata ma anche nella propria biografia. Sono state completamente riscritte anche le biografie. Questo ha segnato l'assegnazione di tempi e modalità del fare famiglia, come direbbe Barbagli, che si sono progressivamente trasformate. Quindi, e poi c'è una dimensione macro, e qui io chiaramente prendo una posizione di campo, che è il ruolo pubblico, il ruolo dello Stato, delle politiche pubbliche rispetto agli individui e alle famiglie, e qui c'è una lacuna e un vuoto di politica pubblica, di governo pubblico di questi fenomeni. D'altro canto, parlare di politiche demografiche in Italia voleva dire richiamare il fascismo, forme di fascismo, ma questa è una grande idiozia, se posso dire, perché governare e intervenire su alcuni ambiti con la finalità anche di demografica è assolutamente necessario, e quindi c'è un ruolo pubblico che in questo momento è totalmente assente, cioè tutto il sistema di welfare, tutto il sistema di politiche per la famiglia in questo paese è di fatto assente. Noi abbiamo qualche volta timidi interventi di politiche del lavoro, e dice così intanto facciamo questa politica del lavoro, così le mamme, le donne fanno più figli. Non si capisce, o meglio, si capisce qual è l'idea che abbiamo, e quella è un'idea completamente sbagliata. Sbagliamo due volte, nelle politiche sul lavoro e nelle politiche per la famiglia, perché poi si pensa di condurre gli individui a lavorare in un certo modo e poi a riprodursi anche socialmente in un certo modo. Invece la prospettiva è completamente diversa, perché gli individui hanno una aspettativa sia sui tempi della produzione che sui tempi della riproduzione, e i contesti esterni poi sono, come dire, interiorizzati, no? Nella scelta che ciascuno poi fa di produzione e riproduzione. Quindi questo è, secondo me, uno degli elementi, quindi bisogna ripensare complessivamente queste cose. Secondo, e qui diciamo se vogliamo capire un po', secondo me, l'organizzazione sociale e la regolazione, ma se entriamo in una dimensione da cui partiva Marco invece, e qui sempre a livello macro,
in realtà la popolazione, cioè nel mondo le persone ci sono, cioè il mondo non è disabitato e spopolato, e alcune zone, appunto, l'Europa principalmente ha questo tipo di problema. Allora il problema è andare a vedere quali sono i movimenti della popolazione e, a mio avviso, non contrastarli ma agevolarli, perché nei fatti non si tratta di riempire contenitori vuoti con persone nuove, assolutamente no. Si tratta di accogliere la mobilità anche geografica, anche spaziale, di lavoro che c'è, che esiste, ma di renderla più, come dire, adeguata anche alle istanze e ai bisogni no, delle persone che poi si muovono per ragioni le più diverse. Prima di tutto perché questa mobilità, queste migrazioni non si possono fermare. È totalmente sciocco pensare di bloccare, fermare le persone in un territorio, in uno spazio sociale. E poi le persone non si muovono a caso, si muovono anche in questo caso, le migrazioni cercano similitudini, paesi simili, stili di vita più consoni ai propri, il modello familiare è fondamentale. Nelle migrazioni noi l'abbiamo visto, chi è venuto in Italia? Quelli che poi sono riusciti anche a accogliere, ad essere accolti rispetto per esempio a certi modelli familiari. Quindi io, come dire, credo che la cosa più importante sia proprio agevolare certi processi che sono già in corso e non osteggiarli in diversi canali e in diversi ambiti. E principalmente guarderei proprio con molta più attenzione alle composizioni delle famiglie, perché le famiglie poi sono un coacervo, un insieme di persone che però ti danno l'idea di quello che accade già nella società. Quindi guardando le famiglie si vede benissimo dove sta andando la società e dove potrà anche andare nei prossimi decenni. E già ci sono alcuni elementi, secondo me, la crescita per esempio delle famiglie unipersonali, ma se ci pensate, unipersonali con quello che un tempo avremmo detto, per esempio, il personale di servizio, perché in ogni famiglia c'è oggi un anziano, un'anziana sola che vive accompagnata da un aiuto, una persona che svolge quella funzione. Se uno prende le vecchie famiglie, la descrizione delle famiglie dell'Ottocento, qui ci sono i demografi, nella registrazione, nei censimenti, veniva indicato esattamente così, cioè la famiglia con o senza, si usava una brutta espressione che erano i servi, ma certamente l'idea era quella di un senso di famiglia che includeva anche personale di servizio in qualche modo. Ora, stiamo andando fondamentalmente in quella dimensione, torna storicamente, ma torna a contesti completamente modificati. E allora bisogna chiedersi che tipo di relazioni si creano, che tipo di anche nuclei familiari si creano, perché poi queste persone interagiscono con l'anziano, con i figli, con i nipoti, e quindi è un aggregato familiare i cui confini sono molto, molto, molto più fluidi. Ecco. Che cosa è cambiato? Che bisogna togliersi dalla testa l'idea della famiglia nucleare, secondo me, quella che abbiamo chiamato la famiglia coniugale intima, che è una robetta che ha 60 anni di storia, in Italia 70 anni di storia, cioè la coppia con i due figli che come dire, chiusa, che poi si relazionava con il gruppo parentale e il gruppo sociale. Quella è una robetta piccola, piccola, un'esperienza che aveva anche una motivazione nella divisione sessuale del lavoro, nel taylorismo, nel fordismo. È la famiglia fordista, ma venuto meno il fordismo, è venuta meno anche quel bisogno di quella struttura familiare. Quindi bisogna ripensare anche l'idea dell'aggregato familiare, del gruppo familiare. Ma le famiglie sono oggi molto più ampie, i gruppi parentali contano, perché la rete dei nonni, la rete di solidarietà che ciascuno di noi costruisce,
quelli che non sono famiglia di sangue, perché non sono i nostri parenti, ma sono i nostri amici. Quanti fra noi non hanno relazioni magari con la sorella, ma hanno un'amica, un amico che considerano un proprio fratello, una propria sorella con cui condividono la propria esistenza, ad esempio. Allora anche questa idea di aggregazione, ecco, se si rinnova questa idea, diventa molto più facile anche affrontare altri temi, i problemi dell'eredità, i problemi della trasmissione dei nostri beni, delle nostre successioni in tutti i sensi. C'è un'idea di maternità sociale che non è mai morta, ma che può trovare oggi molto più spazio. Si può essere genitori non biologici e cose di questo genere. Non so se vogliamo fare un altro giro, ma per mettere qualche elemento, se volete, no? E cominciare a guardare le cose un pochino alla luce del mutamento. Direi di sentire Andrea e il suo punto di vista da economista anche del welfare o altro. Andrea. Allora, buonasera a tutti e a tutti. Eccolo. Spero che mi sentiate bene. Ringrazio Marco Breschi per l'invito e l'Università di Udine. Mi dispiace non essere presente fisicamente, ma esco da un'operazione a una gamba che mi impedisce di camminare ancora per un paio di settimane, poi spero che la situazione migliori. Questo è il motivo per cui purtroppo, e me ne scuso con i presenti, non sono stato in grado di essere fisicamente con voi. Partecipo da remoto, come si vuol dire. Allora, il tema sicuramente, io sono un economista, come veniva ricordato, e un altro dei motivi per cui ringrazio questa opportunità è il fatto che questo tema mi ha obbligato in un certo senso ad affrontare una questione che, come giustamente ricordava Marco Breschi, viene di solito trascurata, l'aspetto demografico, che però per quanto riguarda la gestione economica è un aspetto fondamentale. Io credo che qui siamo di fronte a due grosse problematiche di sostenibilità. C'è un problema di sostenibilità ecologica, il cambiamento climatico, e abbiamo anche un problema di sostenibilità sociale. Questi due tipi di sostenibilità sono fra loro fortemente intrecciati, non sono separate, vanno di pari passo. È sicuramente uno dei punti, credo, di contatto fra questi due tipi di sostenibilità, quella ambientale e quella sociale, è proprio, soprattutto nei paesi europei a capitalismo avanzato, è il problema della denatalità e dei cambiamenti comportamentali delle nuove generazioni. Le nuove generazioni, ci sono una serie di inchieste, c'è stata una ricerca del progetto Horizon europeo a cui ho potuto partecipare, quindi dove sono state fatte una serie di interviste mirate alle fasce giovanili tra i 18 e i 25 anni per quanto riguarda la percezione dei bisogni e per quanto riguarda anche la loro percezione del lavoro, dalla quale si evince che alcune categorie forti, cioè il lavoro come strumento di realizzazione e la famiglia come ambito di costruzione per un avvenire migliore, hanno perso appeal, diciamo così brutalmente. Il lavoro non viene più visto come spesso, no? Come strumento di realizzazione di se stessi. Questo dipende anche dalle trasformazioni che sono avvenute nel mondo del lavoro che ricordava prima Sabrina. Sicuramente il problema della diffusione della precarietà a livello giovanile, dell'intermittenza lavorativa, della difficoltà di trovare una strada in tempi relativamente rapidi, ha fatto sì che spesso e volentieri le nuove generazioni vivono giorno per giorno per quanto riguarda e considerano il lavoro come fonte di guadagno, ma non come fonte di realizzazione della propria individualità e della propria personalità. E la stessa cosa credo che riguardi un po' anche quello che io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto prima Sabrina, per quanto riguarda anche il cambiamento dell'idea di famiglia. Ora, io non sono un esperto di queste cose, per cui non mi permetto di intervenire più di tanto, perché non vorrei dire stupidaggini, ma sicuramente da quello che mi sembra di capire, la percezione di famiglia che hanno le nuove generazioni è molto diversa da quella che potevano avere i nostri padri, oppure potevamo avere noi, io ho più di 60 anni, negli anni 70, pur venendo in un periodo in cui la famiglia tradizionale, patriarcale, fordista, nucleare, come veniva ricordata prima, veniva messa sotto forte tensione critica, diciamo, no?
però con l'intenzione di creare una famiglia alternativa. Qui oggi sembra quasi che qui la famiglia non la si vuole creare da un certo punto, non c'è. E quindi questo è anche legato, queste difficoltà sono anche legate al fatto che le aspettative da un punto di vista che hanno le nuove generazioni o quelle persone che sono meno propense alla riproduzione, sia biologica, ma soprattutto biologica, dipendono anche da tutta una situazione abbastanza negativa dal punto di vista delle aspettative per quanto riguarda la possibilità di sostenibilità ecologica. E da questo punto di vista la denatalità fa da ponte tra sostenibilità sociale e sostenibilità economica. Questo è il primo punto che volevo far notare, soprattutto nei paesi che hanno vissuto quel processo di industrializzazione, di forte cambiamento climatico in seguito al processo di antropizzazione e allo sviluppo di forme di capitalocene, diciamo in un certo senso, che hanno segnato un po' quelle che sono le problematiche ecologiche del presente. Il risultato di tutto questo è stato già ricordato prima da Marco, è essenzialmente, io ho preparato una piccola schedina che è stato un copia e incolla, non so, spero che vediate questa condivisione, cercherò di ampliarla, dell'ultimo rapporto dell'Istat, un copia e incolla è il comunicato stampa, diciamo, dove vengono riportati i principali risultati dell'ultimo rapporto dell'Istat che è uscito circa un paio di mesi fa su quelle che sono l'aggiornamento delle previsioni sull'andamento demografico del nostro paese. Come potete vedere, è stato già ricordato prima, che al 1 gennaio 2021 l'Italia aveva una popolazione di 59 milioni, si stima che scenda a 57,9 nel 2030, a 54,2 nel 2050, fino a 47 milioni nel 2070 e probabilmente 37 nel 2100, come ne ha ricordato. Di per sé questa dinamica potrebbe anche essere non preoccupante. Nel mondo siamo fin troppi, in un certo senso. Questo, anzi, l'eccesso di antropizzazione del mondo, pur a livelli diversi, è uno dei fattori che possono causare problematiche di tipo ambientale, no? Quindi di per sé, se non ci limitassimo a un'analisi di questi dati, potremmo anche dire che tutto sommato è positivo che in determinate aree del pianeta la popolazione non cresca più di tanto, anzi si riduca. Ma quello che però dobbiamo andare a vedere è la composizione interna della popolazione, cioè gli effetti di composizione interna della popolazione in presenza di questa riduzione così marcata. E ovviamente l'indicatore, qui si ha a che fare col tema della sostenibilità sociale, è il rapporto fra coloro che sono in età lavorativa, quindi coloro che vanno dai 15 ai 64 anni più o meno, anche se in Italia fino in pensione a 67, no? E coloro che non sono in età lavorativa, cioè i fanciulli da 0 a 14 e gli anziani da 65 più. Ecco, la cosa preoccupante dal punto di vista della sostenibilità sociale è che noi abbiamo che questo rapporto passerà da 3 a 2 nel 2021 e si pareggerà intorno al 2050. Qui vuol dire per una persona attiva ci sarà una persona non attiva e questo pone dei problemi. Cerchiamo di analizzare questi problemi. Al di là del fatto che questo processo non è omogeneo su tutto il territorio, come è stato giustamente ricordato, per esempio l'Istat fa notare che entro 10 anni in 4 comuni su 5 è atteso un calo di popolazione, in 9 su 10 nel caso di comuni di zone rurali, che sono esattamente quelle zone pedemontane dell'Appennino che venivano ricordate in precedenza, no? Questo, un altro fenomeno, si accompagna appunto al cambiamento della forma della famiglia. Come potete, l'Istat rileva che entro il 2041 una famiglia su 4 sarà composta da una coppia con figli, tendenzialmente inferiore a 2, perché la natalità media è 1,2 come veniva ricordato, ma più di 1 su 5 non ne avrà e quindi ci saranno persone, famiglie di tipo individuale. Qui nasce tutta la questione sollevata prima di Sabrina, che questa famiglia individuale mononucleare sarà costretta ad aprirsi e sviluppare forme di famiglia sociale in un certo senso, ma su questo non aggiungo nulla di più di quanto non sia stato già detto. Ed è sicuramente una tendenza anche questa interessante. Ma però vorrei ritornare sul tema della composizione interna della popolazione fra popolazione attiva e popolazione non attiva.
Perché una delle tematiche riguarda proprio se un cambiamento di questo genere, molto rapido, anche se parliamo di 50 anni, è molto rapido, no? Appunto un paio di generazioni, anzi meno probabilmente, no? Se ancora rende sostenibile una struttura di welfare. Ora, qui il caso italiano credo che sia abbastanza emblematico, perché nel nostro paese non si è mai diffuso un welfare di tipo keynesiano pubblico, caratterizzato da un certo grado di universalità. Il sistema taylorista-fordista keynesiano in Italia ha interessato alcune porzioni del territorio, il triangolo industriale del nord-ovest, alcune isole disseminate da qualche parte, e a livello centrale lo sviluppo del welfare di tipo universalistico si è sviluppato e iniziato a essere legiferato proprio negli anni in cui il sistema terrorista fordista entrava in crisi, cioè negli anni 70. Noi abbiamo avuto la riforma sanitaria nei primi anni 70, la riforma dell'istruzione per un'istruzione generalizzata, universale, garantita alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, proprio nel periodo stesso in cui il sistema taylorista, che era in grado di finanziare questa erogazione universale di servizi, entrava in crisi. Il modello della grande impresa entrava in crisi. Noi abbiamo avuto anche una riforma fiscale, la riforma Visentini, approvata nel 72, credo, entrata in vigore nel 73 o 74, che ha introdotto il principio che ogni cittadino è uguale di fronte al fisco, cioè tutti pagano in maniera uguale sulla base del cespite di reddito ottenuto dalla propria attività, sia che sia lavorativa, professionale, autonoma, subordinata, d'impresa, eccetera, eccetera. La mancata, diciamo, una riforma di questo tipo è avvenuta proprio negli anni 70, nel periodo in cui l'economia ha iniziato a scricchiolare, è iniziato ad avere riduzione di crescita del prodotto interno lordo, e quindi questa riforma fiscale non ha prodotto quel gettito fiscale che avrebbe potuto produrre se fosse stata approvata negli anni 50, cioè 20 anni prima, nel momento di maggior boom economico del nostro paese. Quindi la situazione italiana, ti faccio riferimento a questi fatti, perché il risultato di questa situazione è che in Italia noi abbiamo avuto essenzialmente una forma di welfare di tipo familistico, familiare, dove avveniva una sorta di patto intergenerazionale, cioè le persone adulte, i nonni essenzialmente, una volta terminata l'attività lavorativa, con la pensione maturata o il TFR, eccetera, favoriva e finanziava magari la crescita culturale, educativa e di inserimento nel mercato del lavoro dei nipoti o delle persone più giovani, in un certo senso. I trasferimenti interno alla famiglia erano quelli che garantivano l'accesso ai servizi sociali, proprio perché c'era una carenza dell'intervento pubblico, cioè di un terzo attore, il pubblico, che avrebbe dovuto lui sì fornire e garantire l'accesso a questi servizi sociali di prima necessità, no? E che invece in parte non venivano forniti, e quando venivano forniti erano inadeguati, inefficienti, e quindi era necessario l'intervento della famiglia come supporto affinché ci fosse un miglioramento generazionale. Allora, questa realtà del welfare familiare richiede e necessita come condizione l'esistenza di una fonte di risparmio abbastanza considerevole. E l'Italia, insieme al Giappone ad esempio, è sempre stata considerata uno dei paesi con il risparmio più elevato. È stato considerato anche un paese virtuoso, anche se spesso il risparmio, insomma, non sempre è virtuoso, perché è sottrazione di denaro a quella che è l'attività produttiva economica, e quindi può avere anche degli effetti negativi per quanto riguarda la crescita economica. Ma al di là di questo, in Italia le famiglie italiane hanno sempre privilegiato una propensione al risparmio, diciamo, superiore alla media europea. E questo consentiva appunto questo trasferimento all'interno della famiglia e questo sviluppo e potenzialità di un welfare di tipo familiare. Attualmente però, oggi, questa situazione non è più sostenibile. Non è più sostenibile perché le condizioni lavorative sono mutate, la garanzia di continuità di reddito è venuta molto meno, soprattutto per le fasce sotto i 40-45 anni, che spesso sono caratterizzate da contratti a termine, da contratti intermittenti. Questo
Spesso e volentieri questi contratti non consentono il pagamento di adeguati contributi previdenziali o contributi sociali che dovrebbero favorire il finanziamento di forme di welfare, e quindi c'è un rischio che questa situazione crea appunto un rischio di non sostenibilità. Il Parlamento italiano e la classe politica italiana era ben cosciente di questo problema, tant'è vero che la prima grande riforma di welfare che è stata fatta in Italia è stata la riforma previdenziale, con la riforma del governo Dini del 1996, che ha sancito il passaggio dal sistema previdenziale a ripartizione al sistema previdenziale a contribuzione, ovvero è stato introdotto in maniera graduale, che è un processo che terminerà fra un paio d'anni, no? Che uno riceverà come pensione un livello di pensione che dipenderà dal livello dei contributi che ha versato durante l'intera carriera lavorativa. Se i contributi versati sono pochi, perché ha avuto una carriera lavorativa non continua, intermittente, precaria, eccetera, eccetera, il livello di pensione di cui potrà godere sarà basso. E infatti l'INPS, da questo punto di vista, ci sono delle proiezioni che arrivano fino al 2050, in cui si afferma che il rischio è che nel 2050 noi avremo una sorta di insostenibilità sociale, non a livello macroeconomico o a livello di contabilità dell'INPS, ma insostenibilità sociale perché ci sarà un numero crescente di persone che quando entreranno in pensione riceveranno una pensione che rischia di essere inferiore alla soglia di povertà relativa. Se oggi assistiamo al fenomeno del working poor, cioè di colui che lavora ma guadagna talmente poco che rimane povero, tra un po' noi avremo il fenomeno del pensionato povero, che è già ben diffuso soprattutto per quanto riguarda la condizione femminile, cioè il numero delle donne che hanno preso la pensione di reversibilità, e spesso questa pensione di reversibilità è inadeguata per una vita dignitosa. Ma questo interessa sempre più la componente maschile. E questa è una situazione che rischia di creare una vera e propria bomba sociale da questo punto di vista. È vero che il sistema a contribuzione crea un equilibrio nei conti dell'INPS, perché le uscite sono in proporzione alle entrate. Se le entrate diminuiscono perché i contributi previdenziali si riducono, no? Le uscite si ridurranno anch'esse. È un sistema che è stato adottato per creare un maggiore equilibrio, è stato l'allungamento dell'età lavorativa e l'allungamento dell'entrata in pensione, che è stata portata da 62-63 a 67 anni sia per gli uomini che per le donne, come sappiamo in seguito alla riforma Fornero, no? Più si rimane nell'età lavorativa, si presuppone meno sarà negli anni di pensione, e questo consentirà magari sulla base dei contributi versati di avere dei livelli pensionisti leggermente superiori. Però capite che questo è un punto delicato, perché significa scaricare sull'individuo sociale i costi di riaggiornamento e di ristrutturazione del sistema pensionistico, quando è passato da ripartizione a contributivo. Di fronte a questa situazione abbiamo quindi due problemi. Da un lato il rischio che il sistema previdenziale non garantisca pensioni dignitose. Dall'altro abbiamo che la compensazione del welfare familiare comincia a scricchiolare pesantemente perché si riduce la propensione al risparmio e quindi il patto, il trasferimento generazionale rischia di bloccarsi, no? E le persone che ne rischiano di fare maggiormente le spese sono le fasce giovanili, che guarda caso sono quelle che sono meno disponibili, che sono i fattori di denatalità essenzialmente che venivano ricordati in precedenza. C'è un nesso fra tutti questi elementi che incide anche sulle soggettività delle persone e sui loro comportamenti e sul cambiamento di percezione che spesso non viene compreso magari da altre fasce della popolazione. C'è, come Sabrina prima ricordava, ci potrebbe essere una soluzione. Cioè noi abbiamo una situazione a livello globale che riguarda appunto il fatto che sono fortemente aumentati, ma come sempre sono stati, i flussi migratori. Quello che è cambiato sono non tanto la quantità dei flussi migratori, perché questa
è sempre stata una caratteristica, diciamo, soprattutto da quando si è sviluppato il sistema di produzione capitalistico, quindi dalla rivoluzione industriale in poi. Ma è il tipo di flussi migratori che si è modificato, i paesi di provenienza e i paesi di arrivo. Se un tempo l'Italia era il paese di emigrazione, sappiamo che in Italia sono immigrate più complessivamente dall'unità d'Italia fino a oggi, sono emigrate più di 50 milioni di persone, che è più o meno l'equivalente della popolazione di oggi, no? Adesso, nonostante che il tasso di emigrazione, soprattutto giovanile, si sia ripreso negli ultimi 10 anni, l'Italia è diventato un paese di immigrazione, no? E questo paese di immigrazione è un'immigrazione soprattutto dai paesi che hanno quel problema di eccesso di gioventù, diciamo in un certo senso. E quindi come dei vasi comunicanti questo eccesso di giovani potrebbero compensare la carenza di giovani dalle nostre parti. Questo è un tema, come sappiamo, delicato, perché su questo tema c'è molta disinformazione, c'è molto ideologismo, perché è un tema che viene cavalcato per ovvi obiettivi di carattere politico. Andrea, io volevo ti chiedevo se farvi poi... vedere questa tabella Andrea, che utilizza dei dati dell'Istat, che è stato pubblicato recentemente su un articolo uscito sul sito lavoce.info, no? Dove ci sono una serie di studi, ormai ce ne sono parecchi, che vanno a calcolare qual è il confronto, il saldo economico in seguito ai flussi migratori in Italia. Cioè quali sono le entrate che la forza lavoro migrante consente di avere per quanto riguarda le casse dello Stato, e quindi parliamo quindi di immigrazione regolare, no? E quali sono invece le uscite che lo Stato deve sopportare per sostenere questi flussi migratori. Quello che voi vedete, ormai vengono fatte da un po' di anni a questa parte, c'è un saldo positivo, cioè l'immigrazione conviene dal punto di vista delle casse del bilancio dello Stato. Le entrate complessivamente che la forza lavoro migrante e che i residenti stranieri versano sotto varie voci, contributi previdenziali è la voce più consistente, 15,4 miliardi con i dati riferiti al 2019. Poi il pagamento di tasse sono 5 miliardi di tasse dirette, tasse indirette l'IVA 4,5 miliardi, poi i vari pagamenti delle varie imposte, tasse e balzelli che sono presenti in Italia, della benzina, i tabacchi, la TASI, la TARI, il canone RA addirittura, eccetera, eccetera. Noi abbiamo che i residenti stranieri in Italia, regolari quindi che hanno codice fiscale, eccetera, eccetera, concorrono a circa 30 miliardi di entrate per lo Stato. Le uscite, come le vedete, sono i vari servizi di interventi sociali a livello comunale, l'edilizia residenziale pubblica molto scarsa. Poi abbiamo le spese di giustizia, di accoglienza, 2,2 miliardi, sicurezza 0,7 miliardi, le spese sanitarie, perché anche i migranti regolari hanno diritto all'accesso della sanità, e la sanità e l'istruzione sono le due voci sociali più corpose, rispettivamente 7,4 miliardi e 5,8 miliardi. E quello che è interessante notare per il problema previdenziale di cui parlavamo prima è che la forza lavoro migrante versa nelle casse dell'INPS 15,4 miliardi e ne riceve in cambio 1 miliardo. Perché è forza lavoro giovanile, spesso e volentieri questi contributi poi sono a fondo perduto perché il migrante si sposta, fa ricongiungimenti familiari dall'Italia, dopo è stato un certo periodo in Italia, magari ritorna al proprio paese d'origine. È forza lavoro ancora abbastanza giovane, per cui non è ancora arrivata, o solo in minima parte è arrivata all'età pensionale, ma al momento attuale l'INPS gode di un saldo altamente positivo grazie alla... Andrea, se cerchiamo... Accetto domande. No, cioè un attimo di passare a altri interventi e poi dopo semmai di chiusura, perché il tempo corre, tutto lì, capito? No, la conclusione di questi dati è molto semplice, mi sembra di capire, sì, che una regolazione dei flussi migratori, renderli regolari, canalizzarli, favorirli nella loro regolarità,
è conveniente, Certo. sia per quanto riguarda la sostenibilità sociale, sia per quanto riguarda i conti dello Stato. Ok. Sì, tranquillo. Il problema della sostenibilità sociale, d'accordissimo sull'analisi di Andrea e sulle questioni che ha posto, però la sostenibilità sociale secondo me va vista in altri termini, cioè questo ruolo appunto per esempio del sistema di welfare familistico non è più sostenibile perché le stesse famiglie non ne possono più. Questo voglio essere anche provocatoria se vogliamo, ma non si può più pensare, perché già da una ricerca che noi avevamo fatto, una ricerca nazionale fra economiste, sociologhe, eccetera, il ruolo della famiglia, si chiamava Conti aperti perché eravamo partite da una questione economica di gestione del denaro negli ambiti familiari. Lì era venuta fuori che questa famiglia, chiamata a tutta una serie di obblighi rispetto alla solidarietà intergenerazionale, era fortemente stanca di assolvere questi compiti, perché è una famiglia soffocante, perché l'abbiamo visto anche in un lavoro che abbiamo fatto sul caso della Sardegna rispetto al modo in cui poi la famiglia eroga appunto gli aiuti e le solidarietà intergenerazionali. Questo è un grosso limite, a mio avviso, anche alla fecondità, all'idea di genitorialità, perché non è vero che siamo liberi e che le nostre famiglie poi ci danno tutta quella libertà e la possibilità espressiva di cui avremo bisogno. In realtà il patto intergenerazionale è diventato adesso un vincolo intergenerazionale, perché i genitori in fondo si aspettano poi un supporto dei propri figli e il figlio sa bene che il supporto che viene dal genitore ha un'aspettativa. E questa aspettativa, guardate, è negoziata, è come dire, contrattata regolarmente. C'è un'enorme conflittualità dentro le famiglie, tra fratelli e sorelle, che sono corti che si vanno sempre più restringendo, ed è una famiglia che sta insieme sotto lo stesso tetto. Per forza, adesso cambierò il Barbagli, gli dirò, bisogna riscrivere sotto lo stesso tetto, ma per forza. Perché noi non abbiamo un'alternativa di fatto. Io credo che molta parte delle scelte dei più giovani o di quelli che in qualche modo vorrebbero anche diventare genitori sia fortemente vincolata all'aspettativa su di sé e sulla propria, come dire, su quello che sarà la scelta riproduttiva di ciascuno. Quindi questo elemento secondo me dobbiamo proprio dircelo con grande franchezza, perché di solito quando parliamo della sostenibilità andiamo nella direzione che dice Andrea, che è molto importante, ma nei comportamenti dei singoli. Di recente abbiamo fatto appunto un po' di interviste, in realtà moltissimi giovani coppie che avevano un lavoro, i nonni tutti lì che aspettavano di diventare nonni appunto, dice perché non fate figli? Perché è molto spesso la risposta dell'attenzione alla genitorialità era questo, cioè assolvere il ruolo genitoriale, l'idea che l'aspettativa che la famiglia ha rispetto al modo in cui, quando, se e come tu sarai genitore è molto alta e quindi non è un elemento che spinge alla natalità, ma è un elemento che può già di per sé restringere tanto l'idea della natalità. Poi secondo me c'è un altro problema italiano. La narrazione della famiglia, innanzitutto il singolare è pericolosissimo. In sociologia il singolare non si deve usare. Prima esistono le famiglie, perché uno già capisce che deve capire che cos'è la famiglia. Io studio, credo, quasi 20 anni le famiglie. Se oggi mi dite definitele, ma che ne so? Qual è, dice, la base di formazione della famiglia? Boh, non lo so. L'amore? Le unioni combinate? Quelle di interesse? La coppia, la non coppia? Io fatico tantissimo.
Quello che però è molto forte in Italia ed è tornata ad essere forte è l'idea normativa e prescrittiva della famiglia, per cui tutto ciò che non assomiglia a quella idea di famiglia, che è quella robetta che ha 50 anni di storia, non va bene. Per cui, ad esempio, i figli delle persone separate, di chi ha appunto delle famiglie cosiddette allargate, a parte anche queste definizioni tutte italiane che c'è da mettersi le mani nei capelli, si sentono già di per sé, tra virgolette, diversi, perché in qualche modo stanno dentro qualcosa che non è quello che la norma sociale prescrive, nell'aspettativa collettiva. Tutti aspiriamo ad una famiglia, no? Dice, dobbiamo arrivare ad avere i figli in un certo modo, quando avrai il lavoro, questa è esattamente la gabola in cui siamo caduti, avere dato un modello familiare che è totalmente, non è esistente nella realtà di fatto, o meglio la gente ci si incornicia all'interno di una definizione sociale, ma che è stretta a moltissimi di noi, perché non risponde affatto a quelle che sono le aspettative di ciascuno, né uomini, né donne, né adulti, perché ad esempio i nonni. Allora, una donna di oggi, di 65 anni, che ha finito, 67 anni, che ha finito il lavoro, come dico io alle colleghe più anziane che sono andate in pensione, mi dice, sai Sabrina, mi hanno sequestrato. I miei figli mi hanno sequestrato, io non ho voglia di fare la nonna. Cioè questa aspettativa, ecco, sulle identità, eccetera. Oppure quelli che aspettano che la madre vada in pensione o la suocera vada in pensione perché così gli ammollo il bambino, ma non è che glielo ammolli perché glielo vuoi ammollare, ma perché di fatto lo devi in qualche modo fare. Allora quella non è una relazione sociale, come dire, voluta, non è una scelta, quella è un contesto nel quale poi tu ti arrangi, trovi, studi una soluzione che consenta quell'equilibrio a quella famiglia, a quel gruppo familiare parentale di sostenersi e di sopravvivere, ma infatti c'è un'inibizione da questo punto di vista fortissimo. Certo, poi c'è immaginare famiglie o coppie che oggi facciano 3-4 figli e chiaramente riguarda un'elite, un gruppo sociale specifico, però che ci sia una desiderio di natalità che rimane inespresso, questo sicuramente di riprodursi, ma di riprodursi anche con maternità e paternità e genitorialità sociali, che io non capisco quale tipo di problema possa comportare. Cioè lo capisco, ma nell'idea appunto di questo valore prescrittivo che abbiamo riconosciuto alla famiglia, per cui è la famiglia in un certo modo, ma se noi cominciamo a pensare alle famiglie, per esempio, se vi faccio un esempio semplicissimo, in Sardegna è sempre esistita una forma di maternità sociale che da noi si chiama che ha a che fare con l'accoglienza dei bambini, soprattutto che nelle aree rurali, ma non solo, venivano cresciuti dal gruppo parentale, dalla vicina di casa che non aveva avuto figli e che dunque invecchiava e dice portamelo. Spesso c'era un bisogno materiale della famiglia che aveva tanti figli, ma l'idea era che questo bambino cresceva nella circolazione di questo gruppo sociale, poi era famiglia, ma che ne so. Io ho conosciuto, vengo da una zona rurale per esempio, tantissimi bambini che erano poi adulti, che erano cresciuti con 2 zii, uno zio e una zia zitelli, come si sarebbe detto, che li avevano cresciuti perché la loro madre magari era morta giovane, il padre magari si era risposato e non voleva i cosiddetti figli di primo letto. Questi bambini sono cresciuti in un contesto familiare, di comunità e sociale, il cui confine
non c'era nessuna sanzione sociale rispetto a questi bambini. Questi bambini sapevano benissimo chi era il padre e la madre biologico, ma la funzione genitoriale veniva assolta in maniera collettiva, ecco, senza che ci fosse nessuna particolare come dire, regola, norma sociale. Cioè, c'era una condivisione, ecco, di questo elemento della riproduzione, con una dinamica che era di reciprocità, di solidarietà, i cui confini erano molto più mobili. Se volete, era molto più mobile quella famiglia di quanto non lo sia questa. Questa è rigidissima, perché almeno nella descrizione, nel modello anche di policy che noi abbiamo in testa. Allora, non è che possiamo farci un modello di policy e infilarci dentro la famiglia. Bisogna guardare le famiglie, i modi in cui gli individui scelgono per stare insieme e riconoscerli, sostenerli, supportarli, incentivarli, non costringerli in binari che non vanno bene, che la gente ha già deciso che non sono quelli nei quali vuole vivere. Poi ci si costringe. Però, ripeto, la conflittualità, l'insofferenza sono degli elementi che non misuriamo, non consideriamo, ma che socialmente producono, secondo me, questo tipo di effetti. E una parte dell'insostenibilità di questa idea sta proprio nel controllo delle nascite. Non a caso nella mia regione il calo drastico della natalità si è sviluppato in maniera velocissima nel momento in cui il concetto di modernità ha portato l'industrializzazione, la piccola casa con non più i mobili tradizionali, e le relazioni familiari, le famiglie devono essere piccole, per cui c'è stato un controllo scientifico proprio, cioè si doveva ridurre, ma non perché non ci fossero le risorse, ma perché la modernità implicava la riduzione del numero del nato. Cioè la famiglia numerosa era la famiglia antica, quella conservatrice, quella che voleva vivere nel mondo rurale senza liberarsene. Ecco. Quindi attenzione, non possiamo rifare lo stesso errore o insistere con questo modo di rappresentarci e rappresentare appunto le famiglie e gli individui. Ecco, volevo un altro piccolo magari tassello poi. Grazie Sabrina. Il tempo sta correndo. I temi sono moltissimi. Io quando ormai più di una volta mi trovo a parlare di questi temi, sono sempre più in imbarazzo, lo dico con franchezza, perché è difficile dare una risposta. Il problema è ampio, complesso e quant'altro. Mi limito solo ad aggiungerne uno, tanto per dare un quadro sempre più complicato, che nel silenzio generale, perché le cose strane della demografia sono lente e avvengono quasi nel silenzio generale, piano piano ci si trova che stiamo crollando nel numero della popolazione. Un altro grande evento su cui l'attenzione è modesta, lo svuotamento del sud d'Italia. Il sud Italia pesava il 40% della popolazione, si ridurrà a meno del 20%. Quindi un altro grande problema, avremo un'Italia tutta squilibrata, diversa. Un altro tema su cui non si sente parlare è che si lascia andare al mercato, al cosiddetto libero mercato. Se la popolazione è cresciuta nei precedenti anni, quella che è esplosa è la popolazione urbana. Nel 2009 per la prima volta nel mondo la popolazione urbana ha superato quella rurale. Ed è stata una crescita incredibile, un raddoppio totale nel giro di 20 anni. Se poi uno va a vedere i dati sul territorio, perché quello che succede a livello di popolazione si ritrova nel territorio, le città sono aumentate di 4 volte in 25 anni. Si è realmente cementificato il territorio. L'Italia sta cementificando ancora oggi il territorio, nel totale silenzio. L'anno scorso abbiamo raggiunto il record decennale
che si è bruciato e si brucia anche in questo istante, si è bruciato un altro metro quadro di suolo. Ogni secondo si brucia un metro quadro di suolo, ogni giorno 19 ettari e così via. Per chi? Quando poi uno va a vedere i dati e l'Istat ci ha fornito una statistica pazzesca. I territori deindustrializzati che da recuperare hanno una superficie pari a quella dell'Umbria, cioè un territorio immenso, lasciato e abbandonato. Se poi aggiungiamo tutte quelle, il Friuli brilla, caserme, strutture, si ottiene una Valle d'Aosta. Noi abbiamo interi territori cementificati e non utilizzati e si sta costruendo. Uno dice sì, ma la città è efficiente. È vero, la città quando è un centro è efficiente, ma la nostra città non risponde più al paradigma di centro, è dispersa, non ha alcun vantaggio. Il risultato qual è? Noi stiamo continuando a fare una cementificazione quando fra 25 anni avremo meno popolazione urbana di quella attuale. Ecco, un altro nonsense della politica. La politica non guarda a queste cose. E questa è forse anche colpa nostra, di noi italiani, che non si segnala con forza questi temi, come quello che è stato evocato prima da Andrea del problema delle pensioni e quello che dicevi tu, perché non si fanno figli. Io ormai non ho più risposte, non si fanno, forse è razionale non farlo. Quando parli con i giovani, e io parlo dei ragazzi all'università, loro ti dicono ma perché dovrei fare un figlio? È disarmante quando poi ti dicono, quando la mia prospettiva, lo diceva ora Andrea, è minimo lavorare 50 anni, perché questo è inutile girarci intorno, chi si laurea avrà 25 anni e dovrà lavorare 50 anni e forse fare un lavoro che non gli piace. Questo è chiaro che la situazione ti leva la speranza. Ieri non a caso, dopo Vasco Rossi diceva che cosa ci ha raccontato Silvio, favole, probabilmente non lo so se è questo, ma sicuramente manca un sogno. Di fronte a questo c'è una difficoltà totale di che cosa fare, di dove andare, quale motivazione trovare. Le nonne che non vogliono far più le nonne, ormai la nostra generazione, parlo della mia, di chi è nato negli anni del baby boom, c'è un senso di fatica in questo. C'è un'altra grande novità che è conseguenza della demografia. Il trapasso, diciamo, poiché si vive molto a lungo, grazie a Dio, il passaggio dell'eredità avviene a un'età che non serve più. Patrimonio dei genitori che viene dato a figli quando figli hanno 65 anni. Non serve più. Forse andrebbero cambiate le leggi, andrebbero date ai nipoti. C'è un blocco totale nella nostra società se uno la guarda. E si sta proprio piegando su se stessa. Non tiro fuori la questione, anche se andrebbe tirata fuori, questa della bruttissima parola sostituzione etnica. Ma diciamolo con tranquillità. Gli Stati Uniti è il caso più esemplare di sostituzione etnica. Il Canada uguale, e sono un po' certi paradigmi positivi. Non ci nascondiamo dietro a questi problemi. C'è una confusione totale, per cui io capisco se i ragazzi non fanno figli. Ho anch'io dei figli e vedo tutti che l'unico problema che non hanno è quello di fare famiglia. Pospongono, perché hanno di fronte un complesso di scelte da fare complicatissimo. Per cui parlare a volte mi sento anche a disagio perché mi ci ritrovo dentro in queste problematiche e cerchi di starne al margine, di fare diciamo, lo studioso, di fare l'accademico, di valutarlo. Io penso che nella nostra vita si sarà fatto decine e decine di indagini, di interviste, di focus group. Alla fine si ritorna sempre lì, una grande difficoltà e tutti tornano, ma perché devo fare un figlio oggi? Poi ci sono le spiegazioni che dice sì, non si fanno figli in Italia perché li si vuole troppo bene, quindi si vuole investire, si cerca di dare tutte le giustificazioni. È un grande momento in cui c'è una mancanza di visione globale e di riflessione dell'intera società. Io penso che su queste tematiche gli italiani siano più abbandonati che su altre. Probabilmente hanno bisogno di un aiuto da parte anche dello Stato, però di uno Stato alto. Questo è il punto. Mi fermo qui, semmai chiederei se c'è qualcuno del pubblico che vuole intervenire e così via.
un solo invito, ricordarsi di fare questo piccolo questionaretto prego, non so come funziona, ecco, ci sono i ragazzi, sì, la signora, io non vedo da qui. Sì, ma io penso che questo fantasma della denatalità sia molto preoccupante. È un discorso, il fantasma, non il fatto. Cioè è un discorso che sta assumendo dei toni ossessivi nel dibattito pubblico, molto prescrittivi, e francamente io mi chiedo che cosa ci sia dietro, cioè qual è il fantasma. Qual è il fantasma? Che la popolazione italiana diminuisce, ma quella mondiale aumenta, quindi dipende dai punti di vista. Ci sarà la sostituzione etnica? Insomma, questo nome dice già tutto di come vediamo i problemi, perché in altri tempi si sarebbe chiamato, che ne so, meticciato, melting pot, cioè avrebbe avuto dei nomi positivi. Invece oggi si chiama sostituzione etnica, che sembra una cosa che fa una paura terribile. La verità è che dietro questo allarme c'è un discorso nazionalista e c'è dappertutto, a cominciare dalla Russia di Putin. Ho letto ieri un saggio molto bello sul fatto che una delle motivazioni per cui quello sta facendo questa orribile guerra è di acquisire popolazione, perché gli viene meno la popolazione. Quindi questo fantasma della denatalità produce mostri, io penso. Dopodiché il Sud non fa più da polmone demografico, ma era anche ora, Sì. Glielo dico da meridionale, cioè noi abbiamo fornito a questo paese braccia e bambini per un sacco di tempo e poi forse ci siamo anche stufati, visto che invece che dirci grazie c'è stato detto negli anni 90 che c'era ormai la questione settentrionale e quella meridionale non esisteva più, e quindi smettiamo di fare figli a questo punto. Infine, io sono molto d'accordo col discorso che faceva Sabrina sulla prescrittività di questo richiamo alla famiglia. Allora, a parte quello che già diceva lei, cioè che c'è un'intera generazione di nonne che è arruolata, no? E non sempre è felice, non sempre, diciamo. Ma poi vogliamo parlare delle single che non hanno fatto figli e che non ne fanno? Io sono una che non ha fatto figli, però ho fatto un sacco di altre cose, perché ci sono anche maternità simboliche, Cioè non c'è solo lo sfornare figli, c'è anche dedicare la propria vita a imprese che hanno richiesto molto tempo e molta energia e che forse sono anche, diciamo, vanno messe nel conto. Non è che possiamo pensare che le donne devono solo fare figli, perché questo è, insomma, è una regressione spaventosa del discorso pubblico di questo Paese. Scusate se mi sono molto accesa, ma siccome su questo mi è capitato un incidente di recente che mi è stato chiesto in un'occasione molto pubblica, repentinamente e con una certa aggressività, ma tu perché non ne hai fatto figli? Cioè, con una colpevolizzazione Assolutamente, che non mi era mai capitato di subire. Beh, insomma, è ora di andarci un po' piano con questo discorso della fantasia di declino demografico così aggressiva. Sì, se posso per rispondere a Ida, ma rispondere per alimentare forse il discorso. Sul fronte diciamo delle donne, questo discorso della natalità e della famiglia è pericolosissimo sotto il profilo sociale, perché è colpa nostra in fondo. Quando i figli erano troppi, quando i figli sono pochi, è sempre colpa nostra. Sì, perché in fondo poi dice no, ma sai, le donne non vogliono più fare figli. Allora, posto che io non lo so se vogliono più fare figli e non è neanche un problema che mi porrei, ma seppure forse c'è anche un motivo, forse bisogna anche, non vedo perché si debba assumere, come dice Ida, ma soprattutto questo senso di colpa rispetto a chi, di colpevolizzazione a chi ha scelto
o di non avere figli, di scegliere anche forme di maternità sociale se le ha volute scegliere, o altre forme anche di darsi, di costruire, di fare, che non necessariamente hanno incluso poi la riproduzione biologica. Ecco, in Italia questo discorso è molto pericoloso per un motivo, perché si associa generalmente a quello che è la posizione delle donne nel mercato del lavoro. Per cui il binomio è tornato ad essere pericolosamente, vogliono fare carriera e per questo non fanno figli. Ma questo non è vero, perché se noi andiamo a vedere i tassi anche di occupazione sono i più bassi. No, ma su questo aspetto c'è una cosa curiosa. È vero che l'attenzione è sulle donne single, ma su 10 donne single ci sono 9 uomini single senza figli, però non si sentono mai parlare. Ditemi voi se avete mai sentito parlare di 9 uomini, perché ci sono attualmente circa il 25% di donne senza figli, c'è il 23% di uomini senza figli. Di questi non si sentono parlare, e questo ci deve far riflettere, perché vuol dire proprio una simmetria nella lettura dell'intero fenomeno. E non sono colpevolizzati, questo è importante da segnalare. Nessuno li colpevolizza, nessuno glielo chiede. Si ritiene normale che un uomo non abbia figli, è più normale, sembra. E nessuno abbina la scelta col lavoro. con il lavoro. Questo è l'altro elemento. Per cui punto... attenzione, perché poi torniamo a quello che dicevo all'inizio, cioè anche alle politiche del lavoro e al modo in cui è regolato il lavoro. Sabrina, se c'è qualcun altro, grazie, che vuole intervenire. Anche questi giovani che sono in sala, che a me mi fanno sempre... vorrei capire, perché poi è difficilissimo, no? Sì. Non so... Prego, eccola. Microfono. Una giovane donna. Allora, ok, io parlo della mia esperienza, nel senso che io sono nata in una famiglia con 4 fratelli, e quello che ho visto appunto nei miei fratelli è stato una completa dicotomia tra l'ambizione delle 2 mie sorelle maggiori di replicare la famiglia numerosa in cui sono cresciute, e invece dall'altra parte, proprio antagonista, è la visione magari di mio fratello ed io, i 2 fratelli minori, che invece abbiamo preferito, cioè perlomeno io per questo momento e anche lui, acquisire una visione della vita, soprattutto in questa fase giovanile, molto più incentrata sulla carriera. E quindi secondo me ad avere un impatto, oltre proprio i campi economici e molto più pragmatici, c'è secondo me anche proprio un'ideologia culturale che è influenzata dalla famiglia in cui tu sei cresciuto. Quindi secondo me ha un impatto sulle donne, ha un impatto molto importante, appunto questa idea, ambizione di ricreare quell'ambiente in cui tu sei cresciuto, quindi con i fratelli, con i cugini, e appunto questo è quello che ho visto nelle mie sorelle, appunto di magari anche abbandonare momentaneamente ovviamente la carriera lavorativa per concentrarsi su questo, e io che sono cresciuta nello stesso substrato familiare che ho una visione completamente diversa. Quindi io penso che la famiglia in cui cresci ha un'enorme poi influenza su quella che è la tua visione futura sulla filiazione, ecco. A te, Sabrina. Sì, è così nel senso che le ricerche da sempre ci dicono che il nucleo familiare nel quale tu hai vissuto, familiare e parentale, nel quale si vive, condiziona tanto, e la risposta nelle famiglie cosiddette ora 4 figli è numerosissima praticamente, no? La nostra idea di numeroso ormai ai 4 figli dice oddio questi, che in realtà non è affatto così. Cioè, il modello familiare però, quello che mi colpiva tanto è il fatto stesso che tu lo dica, e quindi quell'effetto di
come dire, di vincolo che la famiglia anche poi può esercitare, stabilendo un po', come dire, precanalizzando anche quelli che sono naturalmente poi i nostri percorsi. Quindi quelli richiedono poi un'elaborazione di ciascuno, che farai tu, che hanno fatto i tuoi fratelli, eccetera, quindi anche di una un modo di sviluppare la propria identità che oggi fatica. Ecco, forse l'altro elemento è questo, cioè la costruzione. In questo momento è una fase forse di transizione rispetto anche ai modelli familiari, alle proprie scelte in questo senso. Siamo tornati ad avere una necessità di riflettere su questo passaggio dell'esistenza, e mentre qualche decennio fa forse c'era un modello a cui si aspirava e quindi un po' tu avevi già un qualcosa a cui riferirti, adesso mi sembra di capire che invece sia un work in progress, che più o meno tu ragioni e dici per il momento. Ecco, quest'idea del tempo anche della biografia è molto cambiato, cioè il tempo sociale è decisamente cambiato, quello che diceva Marco, posporre la maternità o la paternità, eccetera. È già una trasformazione, un mutamento sicuramente da prendere in considerazione. Sentiamo. Andrea, non so se ci sei, perché non vedo più e qui io non ho... Ecco, sì, l'abbiamo perso. Ecco. Ci sono. Sì, se posso vuoi... aggiungere una cosa... Un'ultima pillola, dai. Se posso aggiungere una cosa, perché io, come avete notato, sono un povero e triste economista e quindi ho affrontato il tema da quel punto di vista lì della sostenibilità economica. Ovviamente sono perfettamente cosciente che questo è un aspetto importante, ma non è tra i più rilevanti. L'elemento della soggettività, della percezione dei cambiamenti e quindi della psicologia, credo sia un qualcosa di fondamentale, di molto difficile da comprendere, soprattutto da catalogare, perché c'è un'eterogeneità di comportamenti molto ampia e quindi non si riesce a tirare le file in un certo senso, però che oggi questo elemento della percezione della soggettività è molto più forte a livello individuale, personale, proprio perché si scontra con un elemento di crescente normatività e rigidità a livello sociale, come è stato detto ampiamente in precedenza. Io credo, se posso dire un mio piccolo contributo, io credo che un elemento molto pesante è il fatto che oggi la vita, l'esistenza è pervasa da precarietà, non il lavoro. Io sarei quasi dell'idea, provocatoriamente, di non parlare più di lavoro precario, ma di parlare di vita precaria. Perché oggi, non soltanto perché la vita è diventato strumento di valorizzazione e di mercificazione, con lo sviluppo del capitalismo delle piattaforme, noi tutti siamo all'interno di un ciclo di valorizzazione, di filiere produttive di cui non ci rendiamo neanche conto. E tutto quello che noi facciamo, quello anche che stiamo facendo stasera, è in un meccanismo di valorizzazione. Una valorizzazione che produce valore di scambio, intendo dire, produce profitto. Non è una valorizzazione positiva che soddisfa delle esigenze. Ecco, se la vita è diventata il perno intorno alla quale si riorganizza il processo di accumulazione della contemporaneità, questa vita ha un'organizzazione di tipo precario, incerto, flessibile, eterogenea. E questa è una cosa complicatissima, perché non trova risposte non riesce a trovare risposte di carattere politico, spesso viene mal interpretata, non viene riconosciuta, e credo che allora l'unica possibilità che ci possa essere, come uno strumento insieme a molti altri, sia quello di individuare degli strumenti di ricomposizione di queste tante vite precarie, così come tante famiglie, no? Al plurale, no? Perché se è vero che è meglio non utilizzare famiglia al singolare, bisogna anche non utilizzare lavoro al singolare, perché siamo nello stesso mood da questo punto di vista, no? Però bisogna ricomporre. Quello che la politica non è in grado di fare
e che anche i movimenti sociali hanno difficoltà, è vedere quali sono gli strumenti di ricomposizione sociale. Io sono sempre stato favorevole al fatto che uno strumento, non l'unico, e forse neanche il più importante, sia la questione del reddito come strumento di ricomposizione, al di là della condizione esistenziale e lavorativa. Perché è quello che ti permette, diciamo, di avere, da un punto di vista psicologico, qualche elemento di certezza in un mondo caratterizzato da crescenti incertezze, che ti permette un minimo di aspettative e di programmazione, perché se questo reddito ti consente un minimo di autodeterminazione e quindi non è sottoposto a condizionamenti, a vincoli, non è uno strumento di warfare per intenderci, ma è uno strumento di liberazione e di autodeterminazione che permette la libertà del diritto di scelta, che è la libertà fondamentale, credo, il diritto di scelta, no? Allora questo credo che possa essere un elemento che mette in moto in maniera sinergica tutta una serie di altri elementi e può essere un insieme ad altre cose, non voglio essere monocentrato su questo aspetto qua, no? Però può essere utile anche rispetto a quelle che sono le problematiche della sostenibilità sociale e della sostenibilità ambientale. Perché il problema è che oggi siamo in questa situazione, chi di precarietà ferisce, di precarietà prima o poi perisce. E questa è la situazione in cui noi siamo. E questa involuzione che veniva raccontata, questa chiusura su se stessi, è esattamente il tentativo di difendersi da questa cosa qui, da cui vengono fuori processi. Chiudersi in se stesso vuol dire avere posizioni corporative, sovraniste, nazionaliste, di mutua indifferenza, di inimicità costante e di narcisismo individuale. Un altro elemento che sarebbe da, visto che adesso è morto lui, sarebbe da prendere in considerazione. No? Bisogna questi aspetti soggettivi, una soggettività spesso anche che raggiunge dei livelli nichilisti, mi verrebbe da dire, deve essere ripotenziata in una direzione opposta. Questa credo che sia la sfida che voglio fare. E da questo punto di vista credo che le donne abbiano molto più coscienza di questo, mi sembra di capire, cioè abbiano più percezione. Gli uomini sono un po' più stupidi, forse perché non hanno il dono della procreazione, da questo punto di vista. Bene, io guardo gli organizzatori, ma penso che si sia prossimi. Andrea? No, per cui non ci siano altri interventi, io sarei per chiudere. Ringrazio da lontano Andrea per il suo contributo, poi ringrazio Sabrina e poi ringrazio in particolare chi ha avuto la pazienza di stare qui a sentirci e infine ringrazio gli organizzatori e l'Università di Udine che ci ha ospitato. Grazie.